Doping nello sport dilettantistico, sostanze acquistate online dal Portogallo. In Veneto coinvolte 15 palestre e diverse società. Inquinamento da FAS, tavolo tecnico per trovare le fonti d'acqua dopo lo stanziamento dei primi fondi regionali. 100 milioni di euro di investimenti per le acciaierie di Verona, lo stabilisce il piano di sviluppo presentato dal gruppo friulano che ha rilevato il sito. Il Piave è sempre più in secca, gravi alterazioni dell'ecosistema, tra le cause i prelievi sconsiderati per l'irrigazione, nuovo allarme di Legambiente. Oggi la giornata dedicata al ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli istriano-dalmati, cerimonie in tutto il Veneto. Gentili telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. Ha provocato uno scossone su gran parte d'Italia l'inchiesta della Procura di Padova con i carabinieri del NAS di Treviso sull'acquisto online dall'estero di sostanze dopanti. Centinaia le perquisizioni, 2 gli arresti ad Ancona e Torino, 15 le palestre venete coinvolte con altrettanti indagati. Sequestrati anabolizzanti particolarmente dannosi alla salute degli atleti. Il servizio di apertura è di Lucia Cappelletti. Vediamo. 1500 spedizioni di sostanze dopanti partite dal Portogallo destinate a 300 persone residenti sul territorio nazionale. 2 le persone arrestate e 150 indagate nell'operazione condotta dai NAS di Treviso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. Le imputazioni: ricettazione continuata, illecita commercializzazione di sostanze dopanti, illecita importazione di medicinali, traffico di farmaci ad azione stupefacente. I medicinali dopanti, come il nandrolone, venivano acquistati su 2 siti internet ora oscurati da persone che gravitavano negli ambienti delle palestre e dei circoli sportivi. Sequestrati oltre 900 kg di farmaci definiti guasti o imperfetti per un valore di circa 1 milione di euro. Le patologie indotte dalle sostanze dopanti sarebbero degne di un trattato di patologia medica, incluse naturalmente le sostanze steroidee anabolizzanti di cui al maxi sequestro. Si tratta di patologie del sistema nervoso centrale, del cuore, dell'apparato cardiorespiratorio, del fegato, del rene, di natura sia acuta che cronica, ed in estrema sintesi si potrebbe dire che tutte le sostanze dopanti, ed in particolare queste ultime prima citate, producono malattia, invalidità e morte, soprattutto in soggetti di età adolescenziale e giovanile. E dal presidente del CONI del Veneto, Gianfranco Bardelle, arriva un vero e proprio allarme: il doping usato sempre più anche per le prestazioni amatoriali. Da qui l'invito a cambiare mentalità partendo proprio dalle scuole. Maura Bertanzon. 15 le palestre e i circoli sportivi coinvolti in questo scandalo, è un allarme per il Veneto? Beh, indubbiamente anche per noi uomini di sport queste cose ci fanno star molto male. Noi sappiamo che comunque lo sport nella nostra regione è esteso sul territorio, ci sono 12.000 società sportive, centinaia e centinaia di palestre. Dobbiamo dare un segnale al futuro, per il futuro dei nostri giovani. Quali sono i settori che vi preoccupano di più? Ma io credo che in questo momento per queste sostanze è il ciclismo amatoriale. Io dico sempre a quelli che fanno il ciclismo amatoriale: state attenti se prendete delle sostanze perché volete vincere che cosa? Il prosciutto, la mortadella alla gara sociale. No, state molto attenti. E poi nelle palestre indubbiamente molti vogliono diventare forti, non facendo lo sforzo fisico per diventare forti, ma prendendo delle sostanze che poi sono la negatività per il mondo dello sport. Dobbiamo fare più cultura sportiva, dobbiamo entrare nella scuola e insegnare ai nostri ragazzi che si può vincere anche facendo il semplice atleta. Cambiamo argomento: maxi operazione antidroga congiunta delle questure di Verona e di Bolzano. Sequestrati quasi 2 tonnellate di marijuana e beni per 1 milione di euro. 4 le persone in carcere. Lo stupefacente arrivava in tir dalla Calabria per essere spacciato in tutto il nord Italia, ma anche all'estero attraverso il valico del Brennero. Marco Marchesini. Chili di marijuana sulla rotta Calabria-Veneto, occultata tra frutta avariata per evitare i controlli. Era celata delle arance in cattivo stato di conservazione, il motivo è probabilmente
eludere i controlli dei cani antidroga. L'operazione congiunta tra Polizia di Verona e Bolzano, da cui è partita l'indagine nell'ambito di un'attività investigativa antidroga sul territorio e sconfinata nella provincia scaligera. È qui che la droga veniva stoccata nel capannone di un'azienda di ortofrutta a Buttapietra. Viaggiava su camion dalla Calabria per essere immessa sul mercato del nord Italia e in Europa. Sequestrate quasi 2 tonnellate di marijuana del valore di 2 milioni di euro. Sequestrati anche beni per 1 milione di euro. Si tratta di uno dei più grossi sequestri degli ultimi tempi. Sì, sicuramente il più grosso nel nord Italia, anche perché i precedenti sequestri avvengono più che altro sulle coste pugliesi. Arrestati i corrieri, 2 uomini, di cui uno incensurato e una donna, serbi, residenti nel Veronese e Vicentino. Soggetti con relative famiglie e figli braccati da mesi con pedinamenti, appostamenti, controlli incrociati delle banche dati. Nella banda anche l'imprenditore veronese Nereo Figaro, 55 anni, di Vigasio, incensurato. Lui, proprietario del capannone, è anche titolare dell'impresa. Una vita da nababbo rispetto al suo reddito dichiarato, con casa di lusso, auto di valore, orologi. Lo step evolutivo successivo sarà quello di capire, dare un volto, un nome al soggetto o ai soggetti che hanno ceduto lo stupefacente a questa compagine. Infiltrazioni mafiose anche in Veneto. Sono 5 le informazioni interdittive antimafia disposte dal prefetto di Treviso Laura Lega nei confronti di aziende della Marca. Le imprese sono riconducibili ad una unica persona, originaria del Casertano e residente nel Trevigiano. Sul suo conto la Guardia di Finanza ha scoperto elementi di contiguità con ambienti della camorra. Vediamo il servizio. 5 imprese attive nella provincia di Treviso interdette dalla lista dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori pubblici. Dietro a dei titolari prestanome un imprenditore casertano residente nella Marca, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe evidenti legami con la camorra, secondo gli accertamenti del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, di concerto con le altre forze dell'ordine coordinate dalla prefettura. Da qui la decisione del prefetto Laura Lega. Questo soggetto era un soggetto che era legato alla criminalità organizzata di tipo camorristico, per cui c'era il fondato sospetto che queste società potessero veicolare delle infiltrazioni. Le società in piedi dal 2016 sono attive in rami diversi. Spaziano dal commercio di autoveicoli ai lavori edili, al commercio di calzature, alla ristorazione e al commercio all'ingrosso non specializzato, quindi avevano diversificato molto i loro interessi. Formalmente non hanno commesso nessun reato, ma non potranno più lavorare con il pubblico. 500 i controlli effettuati da inizio 2016 ad oggi sulle aziende che fanno parte dell'elenco provinciale di fornitori e prestatori d'opera. È la via giusta questa per prevenire? Sicuramente. È un buon segnale che esistono gli strumenti per arginare le infiltrazioni. Notizie dal mondo bancario. Banco BPM è chiuso il 2016 con una perdita netta di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Risultato questo di un rosso da 1,7 miliardi per la veronese ex Banco Popolare e di un utile da 72 milioni e 700 mila euro per la ex BPM. Novità all'interno del Consiglio di amministrazione di Veneto Banca. Paola Pierri è stata cooptata all'interno del CDA in sostituzione del dimissionario Giorgio Girelli. Paola Pierri, laureata in economia e commercio all'Università La Sapienza di Roma, ha una pluriennale esperienza nel settore bancario, dove ha ricoperto anche l'incarico di direttore generale di Unicredit Banca Mobiliare. Giorgio Girelli, con le sue dimissioni, ha inteso concentrare il suo impegno in Banca Intermobiliare, BIM, lo ricordiamo, dove ricopre la carica di consigliere con deleghe. 100 milioni di euro di investimenti in 3 o 5 anni. Questo è il contenuto del piano di sviluppo presentato oggi dal gruppo Pittini, l'azienda friulana che ha rilevato le acciaierie di Verona poco più di un anno fa dopo il sequestro dei beni della famiglia Riva per la complessa vicenda della Ilva di Taranto. La capacità del sito resterà 1.300 tonnellate all'anno, ma grazie a nuovi impianti di produzione verrà migliorata la qualità del prodotto finito e verrà mantenuta anche la forza occupazionale. Un plauso alla presentazione del master plan è giunto anche dal ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda. Riunione tecnica oggi tra le autorità di bacino e la Regione Veneto per individuare le fonti di approvvigionamento alternative nei territori dove le falde acquifere sono inquinate da PFAS. Vediamo com'è andata nel servizio di Maria Teresa Laudando.
Un altro passo nella vicenda che riguarda l'inquinamento da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, nelle acque di falda del Vicentino. Stanziati i primi 80.000 euro dalla Regione per l'approvvigionamento d'acqua alternativo, si è tenuto un incontro del tavolo tecnico per individuare le fonti da cui prelevare. Acque pulite fatte arrivare da altre sorgenti nei territori circostanti per coprire il fabbisogno idrico delle famiglie, per l'irrigazione dei campi e per l'allevamento degli animali. Il Veneto e le sue varie formulazioni, e qui ovviamente il padovano e il veronese, devono contribuire con le loro acque pulite alle zone che sono state violate da un inquinamento pluridecennale. 5 anni sono previsti per la realizzazione dei condotti alternativi, almeno 50 per la rigenerazione delle falde inquinate, tempi lunghi da sostenere per le popolazioni locali. Quindi i punti di raccolta saranno plurimi delle acque pulite? Saranno sicuramente plurimi, si va da punti da A ad acqua. Ovviamente il computo finale del finanziamento sarebbero di 226 milioni di euro. Si parla inizialmente del tratto A, che io per sommi capi dico Padova-Almisano, le famose falde di Almisano nel territorio di Leonigo, che sono di competenza di Acque Veronesi. E il tratto B, che parte da Belfiore, quindi nella zona del Veronese, sempre afferenti ad Almisano. Quelli sarebbero individuati come priorità. Il fiume Piave è minacciato. La denuncia arriva da Legambiente che segnala un progressivo calo di portata del corso d'acqua. Da qui la richiesta anche dell'apertura di un tavolo regionale per ripensare una agricoltura sostenibile. Antonello Profita e Claudio De Zan. Vediamo. Moria di pesce, alterazione dell'ecosistema. Nel luglio del 2015 avevamo raccolto lungo il Piave il grido di allarme che Legambiente levava, un allarme tutt'altro che rientrato perché la salute del fiume continua a preoccupare. Noi abbiamo un fiume che sta letteralmente morendo, addirittura un ramo del Piave, nella zona del Medio Piave, il cosiddetto ramo di Cimadolmo, è completamente senza acqua dall'inizio dell'anno. La fascia delle risorgive si sta spostando sempre più a sud, nel giro di 20 anni abbiamo perso chilometri di fascia e ci sono, soprattutto in sinistra Piave, ci sono dei torrenti di risorgiva, una volta navigabili, parliamo di 30-40 anni fa, e ora completamente asciutti. La causa di tutto questo secondo voi? C'è un prelievo sicuramente sconsiderato per quel che riguarda l'irrigazione. Le conseguenze di questa situazione quali sono? Ci sono conseguenze di tipo economico assolutamente, perché noi abbiamo delle zone che non sono servite dall'irrigazione, che si trovano con una sterilizzazione, una desertificazione del proprio territorio. La soluzione quindi sarebbe un'agricoltura sostenibile? Non è possibile che continuiamo a mandare e a dare acqua a coltivazioni che sono estremamente idrovore. Il mais, ad esempio, che sorge, che viene coltivato nella zona di Paese, Vedelago, intorno alla Postumia Romana, e viene addirittura irrigato con le canalette, quindi con un dispendio di risorsa idrica incredibile. È una delle coltivazioni da eliminare assolutamente. Non è possibile che continuiamo così. Prima ha infranto con una stampella il lunotto posteriore di una volante, poi se l'è presa con un'altra auto della polizia alla quale ha staccato il tergicristallo. Sono gli atti vandalici commessi da un senza tetto 51enne di Treviso contro 2 pattuglie che stavano facendo controlli a Bologna. L'uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato e continuato. Oggi il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Si sono tenute celebrazioni anche in Veneto. Vediamo il servizio di Curzio Pettenò. L'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, con la cessione di quelle terre alla fine della guerra all'allora Jugoslavia. La tragedia degli eccidi nelle foibe. Una pagina drammatica di storia, commemorata con cerimonie nel giorno del ricordo anche in diverse città venete. Così in centro a Padova, militari schierati, varie autorità, esponenti dell'associazione Giuliano Dalmati. Un cippo e un piazzale dedicato ai martiri delle foibe c'è a Marghera, quartiere che accolse molti esodi istriani, ed è qui che si è tenuta la cerimonia con le autorità comunali. Presenti alunni delle scuole Grimani e Visentini, con tanto di cori dei bambini.
noi è molto importante avere questi contatti col mondo della scuola, con le giovani generazioni, perché anche se siamo a 70 anni dal Trattato di Parigi, è ancora una pagina di storia che è stata strappata e che solo piano piano viene ricomposta dall'istituzione della legge sul giorno del ricordo, e quindi dal 2004, per riuscire a portare anche delle testimonianze, perché anche se sono passati 70 anni abbiamo delle persone che erano magari piccole, erano bambini, ma che ricordano l'esperienza dei loro genitori, l'esperienza delle loro famiglie. Premiati i vincitori di Cara Giulietta 2017, il riconoscimento dedicato alle migliaia di lettere che arrivano a Verona da ogni angolo del mondo. Vediamo il servizio. Queste sono le lettere che arrivano a Giulietta. Sì, queste sono tutte le lettere che arrivano da tutto il mondo, scritte a Giulietta, e a cui noi rispondiamo qui da Verona. Tantissima gente, giovani, anziani, che si affidano agli innamorati per eccellenza. Noi raccogliamo tutte le lettere, il postino sa di portarle a noi e noi le apriamo, rispondiamo e mandiamo un messaggio d'amore per il mondo. Quante ne arrivano? Parliamo all'intorno ai 50.000 l'anno. Anche quest'anno i premiati sono 3. Quest'anno hanno vinto Gary dagli Stati Uniti, Kemi dall'Italia e Andrew dall'Inghilterra. Com'è capitata l'idea di scrivere a Giulietta? Era un periodo particolare della mia vita, più che altro ho parlato di un amore un po' particolare, che è quello per se stessi, che è la base di tutto. Se non c'è amore per se stessi non può esserci amore per gli altri. Gary si aspettava di vincere questo premio Giulietta? Pensavo solo di ricevere una risposta e ho ricevuto molto più di quanto mi aspettassi. Perché ha scritto a Giulietta? Ho scritto di una brutta relazione che è finita e quindi avevo il cuore spezzato. E questo l'ha aiutata? Questa cosa mi ha cambiato la vita e adesso risento di nuovo il mio cuore battere. Giulietta ci può aiutare? Giulietta a me penso che abbia aiutato un pochino. Domani, come di consueto, va in onda il settimanale della TGR della RAI, la nostra testata. Vediamo insieme una anticipazione. Come siamo? Siamo buoni? Fatto. Oggi è stato un piacere ai pazzi. Dai! La Coca-Cola non la bevo più. Ciao! Sanremo è l'Italia delle regioni, delle tradizioni e delle novità nella musica, nel linguaggio, nel costume. In diretta dal Teatro Ariston, le storie di oggi e di ieri e della canzone che si celebra e si racconta. Domani 12:25, Rai 3, il settimanale della TGR. Siamo allo sport con il calcio di Serie B. Anticipo questa sera per il Vicenza che alle 20:30, quindi tra poco più di mezz'ora, allo Stadio Menti ospiterà la Salernitana. I biancorossi di mister Bisoli sono alla caccia di un riscatto dopo le ultime prestazioni che hanno visto sfumare proprio nel finale la possibilità di guadagnare punti preziosi per la rincorsa verso la salvezza. Domani alle 15 in trasferta le altre due squadre venete. L'Hellas Verona giocherà ad Avellino, ovviamente con l'intento di difendere il primato in classifica, mentre il Cittadella sarà di scena a Novara. Cittadella che, lo ricordiamo, è sempre in corsa per la promozione in piena zona play-off. La montagna veneta, quindi cambiamo argomento in chiusura, si prende la rivincita sulla siccità dei primi mesi dell'inverno. Anche oggi sulle quote più alte delle Dolomiti sono state molte le zone interessate da forti nevicate dopo quelle della scorsa settimana. Anche la Marmolada, la cima più alta dei Monti Pallidi, si è riappropriata infatti del suo mantello bianco, questo in modo definitivo. Le precipitazioni della scorsa settimana avevano già portato mezzo metro di neve fresca in Marmolada e oggi se ne sono aggiunti altri 15 centimetri e la nevicata pare debba proseguire anche per le prossime ore. Comunque ne sapremo di più adesso, vedendo subito dopo la sigla come sempre le previsioni meteo. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, noi ci vediamo come sempre intorno a 00:10. Buon proseguimento di serata.